Oggi Piazza dei Signori si è svegliata così, letteralmente coperta, una distesa di quadrati di stoffa sapientemente fatti a mano, a uncinetto o con i ferri per l'iniziativa che si chiama Viva Vittoria ed è un progetto contro la violenza sulle donne. Coperte da acquistare, il cui ricavato sarà devoluto tramite l'associazione Donna Chiama Donna al progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali La Valigia di Caterina. Valigia Caterina è un progetto praticamente per le donne che hanno finito il percorso appunto all'interno del centro antiviolenza, che riprendono una nuova vita, perciò hanno bisogno affitto, spese mediche per i figli e cose personali. Adesso speriamo che tutta questa manifestazione come quella di Asiago porti poi le donne a venire nei centri antiviolenza. Irresistibile il colpo d'occhio, colore e speranza immortalati con un selfie, ed è stata alta l'adesione da parte dei vicentini che già a metà mattina avevano acquistato 1000 coperte su un totale di 2200. Un regalo significativo, bello, creativo, solidarietà e anche un pensiero per le persone a cui si vuole bene. Il tutto rientra nella serie di eventi per dire basta alla violenza di genere che si svolgono da qui al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Adesso una l'ho già individuata e forse ne prendo anche altre. E che effetto fa vedere la piazza così? Stupenda, bellissima. E dico, quando si muovono le donne sono brave.